La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia abbraccia con affetto e gratitudine l'operato dei Vigili del Fuoco, con cui la Biennale stessa collabora tra l'altro quotidianamente a strettissimo contatto in ogni festival e non solo, in particolare un rapporto di amicizia e stima, nato durante il Covid. Il docufilm dei Vigili del Fuoco La Campanella, con la regia di Antonio Maria Castaldo, prodotto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in collaborazione con l'Istituto Luce di Cinecittà, racconta la storia di Villa Bellavista, che ha accolto gli orfani dei Vigili del Fuoco nel dopoguerra. Ecco, una piccola grande storia del Corpo Nazionale che racconta però un pezzo di storia italiana, di quando lo Stato ovviamente sosteneva le famiglie, era accanto ai ragazzi, li faceva crescere e li toglieva da momenti anche di miseria. Noi ricordiamo quegli anni drammatici del secondo dopoguerra e quindi insomma un bel racconto, una bella storia italiana. La proiezione è la presenza di un folto numero di autorità, tra i quali il sottosegretario al Ministero degli Interni Emanuele Pesco e il prefetto di Venezia Michele Di Bari. Laura Lega, attuale capo dipartimento nazionale dei Vigili del Fuoco, anche a Treviso nel Veneto ha lasciato un buon ricordo. Oggi sono il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco e ricordo veramente con affetto i miei 3 anni passati in provincia di Treviso come prefetto di Treviso, anni splendidi, straordinari, in un territorio meraviglioso. Il Ministero ovviamente non può non esserci in questa cornice importante che dà uno spazio e un riconoscimento a uno straordinario corpo come quello dei Vigili del Fuoco. È una storia bella che è stata raccontata e narrata, cioè che questa grande spinta solidaristica dei Vigili del Fuoco che negli anni 50 si sono fatti carico degli orfani, di tanti orfani. Ed è uno specchio di quel tempo che è proiettato all'oggi.